Il Gardesano è in compagnia di Elena Dal Pozzolo, che è la titolare del panificio La Mantovana qui alla Zise sul Garda, e che però non è un panificio come tutti gli altri, ma è un panificio speciale. Perché? Allora, come prodotti ci sono prodotti classici, pane, la pasta fresca, le pizze e quant'altro. Poi c'è la possibilità di avere anche dei dolci, ad esempio senza lattosio, oppure dei prodotti che non hanno glutine o dei prodotti che non hanno lievito, proprio per chi è intollerante. E come è nata la scelta di tenere anche questi prodotti per allergici o intolleranti alimentari? La scelta è stata una cosa abbastanza spontanea. All'inizio è partito come un negozio tradizionale, classico, e poi si è trasformato per esigenza proprio anche di richieste da parte della clientela proprio su questo tipo di alimenti, perché ci sono sempre più persone che sono per esempio intolleranti al latte. Anche bambini piccoli, quindi c'è stata proprio una richiesta e mi sono spostata su questa tipologia di prodotti. Quindi commercialmente funziona, c'è molta richiesta in questo senso? Sì, la richiesta c'è, ovviamente io sono partita da poco, per cui non ho un giro così ampio, però la richiesta sì c'è. E quali altri prodotti hai un po' particolari che gli altri panifici non hanno? Come particolarità, vabbè, i prodotti mantovani chiaramente che non sono reperibili così facilmente, ad esempio la torta di rose o la sbrisolona mantovana. E oltre a questo anche, per esempio come pasta fresca che faccio io, la pasta al camut. Pasta fresca al camut o sempre prodotti mantovani come i tortelli di zucca e gli agnoli mantovani. Hai qualcosa di particolare per il Natale? Per il Natale i cesti, il confezionamento dei cesti con i prodotti vari che si possono selezionare nel negozio e dolci come la torta di rose però in versione natalizia, quindi con l'uvetta, la glassa, una sfiziosità in più. Oltre a questo la possibilità di prenotare cotechini cotti, zamponi, polenta taragna e chi ne ha più ne metta. Pensi che la gamma dei tuoi prodotti si potrà ampliare? Sì, la possibilità c'è. Ovviamente io sono disponibile per qualsiasi prenotazione se l'esigenza del cliente lo richiede, nel senso se un cliente ha bisogno di un prodotto particolare piuttosto che di un piatto particolare, ad esempio cucina vegana, interamente vegana, per chi non mangia derivati animali, io sono a disposizione. Grazie Elena Dal Pozzolo e in bocca al lupo. Crepi?